riapri le ali l'autostart che chiama a sé i concorrenti, sicuramente una partenza richiamata potrebbe restare un po' nella testa di qualcuno dei partecipanti, che sono cavalli molto poco esperti. Abbiamo visto un po' ardente Giramondo fare un po' di fatica a fermarsi quando l'autostart ha iniziato a rallentare. Vedremo come si comporteranno questi giovani 3 anni poco esperti affidati alle mani dei gentleman. L'autostart inizia a muoversi nuovamente, il gioco è stato chiuso, il favorito è Giramondo a 2 pulito, 3 pulito per Galles dei Greppi, 2 e 3 quarti per Giselle MSS, le altre quote più alte, c'è 8 contro 1 per Gaia's Life e Ginger Brew, macchina in movimento, concorrenti che si allineano, questa volta perde qualche battuta Galapago nella prima fase di gara, Ginger Brew non vuol saperne come nella prima partenza è di galoppo, macchina che prende velocità, stacca, la velocità da parte di Galles dei Greppi che assume l'iniziativa. Giramondo al largo, parte molto bene Giselle numero MSS 3, dalla Ginger Brew, seconda squalificato. fila, che si sistema alle spalle di Galles dei Greppi. Sulla prima curva Galles dei Greppi al comando, Giramondo al suo esterno, in corda Giselle MSS, poi Gaia's Life, completamento dei 200 metri in 14,9, con Giramondo che cerca di sistemarsi in corda avanti a Giselle MSS e riesce nella manovra in maniera millimetrica. Poi ancora Gaia's Life, quindi gioia del Ronco. Muove al largo Giselle MSS che punta dritta su Galles dei Greppi, 31 per i primi 400 di corsa, Giselle sgaloppa e così Galles dei Greppi rimane al comando nei confronti numero di Giramondo. 9 Giselle Poi Gaia's MSS Life che precede squalificato. Grace del Ronco, ancora Glock Point e Galapago, ma questi sono molto indietro. Numero 5 Sbaglia anche Guelfo Gioia del SI Ronco. squalificato. E così rimangono praticamente in 3 a un giro dalla fine a lottare per la vittoria con Galles dei Greppi al comando. Numero Giramondo 1 nella sua Gioia scia, del Ronco e in terza squalificato. posizione Gaia's Life. Sposta Giramondo dopo un giro in 1-1-1, era un po' insofferente. Da aria Massimiliano Michelotto che lo sposta all'esterno di Galles dei Greppi quando siamo al completamento del primo chilometro, passato in 1:16,8. Galles in vantaggio, Giramondo che attacca, poi Gaia's Life che cerca di non perdere il contatto con i primi 2 che ora hanno dato fuoco alle polveri a 500 dal palo, insiste Giramondo, si difende Galles, si imbocca la piegata conclusiva, una frazione in 14,3 di là, Giramondo ha sopravanzato Galles dei Greppi ma non può ancora scendere lungo i birilli, Gaia's Life a contatto, insiste Giramondo che vuole completare il sorpasso su Galles dei Greppi, poi Gaia's Life che prova a riorganizzarsi, Giramondo in vantaggio all'imbocco dell'addirittura d'arrivo su Galles dei Greppi e Gaia's Life, Giramondo che ha 2 lunghezze di margine sui rivali, è sempre in evidenza, Gaia's Life finisce forte, Giramondo è in vantaggio su Gaia's Life, Giramondo porta a casa il successo nei confronti di Gaia's Life, al terzo Galles dei Greppi. Successo a media di 1:15,8 per Giramondo, Massimiliano Michelotto per il training di Andrea e Gianmarco Sarzetto, i colori della scuderia Lagunare. Primo successo in carriera per il figlio di Propulsion che gira di fuori a Galles dei Greppi, ne ha ragione sul traguardo, vince in maniera abbastanza brillante, Gaia's Life corre ancora una volta bene, prende il secondo posto, terzo Galles dei Greppi, la vittoria di Giramondo, Massimiliano Michelotto.